Beh, come ho detto nell'introduzione, il territorio mancava di una rivista e dopo tante esitazioni nel 2014-2015 abbiamo pensato coraggiosamente di dare via a questa rivista, ponendoci l'obiettivo territoriale di fare una rivista che spaziasse dal Piave a Livenza, l'antico territorio cenedese, con articoli di storia, letteratura, archeologia, eccetera, arte, e con contributi di autori provenienti da qualsiasi parte, basta che fossero indirizzati nel cosiddetto territorio, diciamo, del cenedese. Abbiamo iniziato lentamente con un numero ridotto sia di autori che di redattori, ma man mano che abbiamo costruito la rivista, dopo un paio di numeri, ci siamo accorti che godeva del gradimento del territorio questa rivista e quindi abbiamo iniziato a prendere maggiormente coraggio e a chiedere anche attraverso la ricerca di avere poi un riconoscimento scientifico perché questa rivista potesse accogliere contributi di laureati e dottorandi i quali potessero acquistare dei crediti nella loro professione man mano che la rivista avesse avuto riconoscimento, e questo dopo 9 numeri lo si dimostra che è stato fatto. Qual è il nostro? Non pensavamo ragionevolmente di essere capaci di costruire 9 numeri in 9 anni. La proiezione verso il numero 10, di cui stiamo già lavorando, è una proiezione che ci dà una sicurezza di poter continuare su questa strada, ma non solo, vorremmo che il numero 10 fosse un numero speciale, in modo da consolidare quello che abbiamo fatto, fosse proprio un pilastro per poter continuare in avvenire con questa rivista.